La chiesa di San Leonardo ha origini medievali. Sorge sul sito di un antico ospedale dedicato a San Leonardo, con probabile presenza di un oratorio, trasformato in chiesa nel XIII secolo. La chiesa di San Leonardo ospita importanti opere d'arte e altari. Sull'altare di destra è visibile un trittico con la Madonna col Bambino, San Bartolomeo e San Prosdocimo, attribuito a Cima da Conegliano. Sull'altare maggiore troviamo una pala manierista di Ludovico Pozzoserrato, raffigurante San Leonardo, San Giacomo e Santa Marta. Altre opere includono una pala con l'Arcangelo Michele nell'atto di trafiggere Lucifero e la pala di Santa Veneranda, entrambe di Pozzoserrato. Sul soffitto c'è un affresco di Giovan Battista Canal che raffigura la Madonna e la Trinità circondate da angeli. La chiesa conserva anche una statua policroma del Cristo Passo legata al culto delle piaghe di Cristo. Tra le altre opere spicca un dipinto di Giovan Battista Carrer che raffigura Sant'Antonio in visione miracolosa con Gesù bambino. All'interno si trova un antico organo del Settecento, opera dell'organaro veneziano Gaetano Callido, che conserva il suo timbro originale. Vi è anche l'altare di Santa Rita, molto venerata dai fedeli, con numerosi ex voto a testimonianza delle grazie ricevute.